Questa è la cappella di Santa Lucia a Siracusa, dentro il Duomo di Siracusa. Una cappella in stile neoclassico, barocco, una mescolanza di stili, con il tempio antico intatto, dentro cui è stata costruita la chiesa cristiana. Questo tempio è stato per tanto tempo nascosto dal cristianesimo e le sue colonne integre in capitelli ancora come sono stati scolpiti 2500 anni fa. Erano avvolti nel buio, non potevano essere visti da nessuno, adesso sono in piena luce, illuminati. Questa è la sagrestia del tempio. Siamo nel cuore di Ortigia, Siracusa. Finalmente il tempio è illuminato. È rimasto per secoli al buio. Qui vediamo gli scanni dove si sedevano i parroci della diocesi. Il tempio. Nascosto. Ecco come la Chiesa ha nascosto per secoli questo tempio. Siamo a pochi giorni dal 2010, finalmente il tempio appare illuminato.
di Carezze. Il prospetto coperto da molteplici costruzioni posteriori fino all'ultima, è quella settecentesca. Questo è il Duomo di Siracusa, il suo aspetto esteriore, completamente camuffato rispetto al tempio che nasconde e che si vede anche dall'esterno, queste colonne. Questo è il municipio, ma anche qui c'era un altro tempio, erano due templi paralleli, uno accanto all'altro. Nel cuore di Ortigia.